Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Iniziamo dalla provincia di Agrigento, dove si è sfiorata la tragedia durante i festeggiamenti di Carnevale a Ravanusa. Durante la notte un sedicenne è stato raggiunto da una coltellata ed è finito al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Non è in pericolo di vita. Indagini sono in corso per risalire al movente e all'identità dell'aggressore. Ci sono invece futili motivi alla base dell'accoltellamento nel Messinese. Nella tarda serata di ieri i carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno arrestato un uomo di 39 anni per tentato omicidio. L'uomo aveva accoltellato un coinquilino nel loro condominio nella zona sud del capoluogo a seguito di una lite. La vittima di 26 anni è stata trasportata al Policlinico di Messina con ferite all'addome. I sanitari non hanno valutato la sua vita in pericolo. Durante la scorsa notte la divisione Pasi della Questura di Catania ha eseguito un controllo in un locale nel centro cittadino. Si tratta di un circolo privato che è stato trasformato a discoteca aperta al pubblico. Durante il controllo è stato accertato che circa 150 persone avevano accesso indiscriminato al locale, pagando un biglietto d'ingresso di 10 euro per l'area principale e di 25 per l'area riservata. 4 opere di edilizia scolastica saranno realizzate in Sicilia entro il 2025 grazie ai finanziamenti del PNRR. Ricadono tutte a Santa Croce Camerina nella provincia di Ragusa. Si tratta di 4 scuole che hanno ricevuto fondi per 12 milioni di euro. Inoltre la Regione Sicilia ha selezionato 44 opere di edilizia scolastica per un valore complessivo di oltre 91 milioni di euro, presentando al Ministero dell'Istruzione l'elenco degli interventi coerenti con le finalità e gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.